Professoressa Fornero, questa sera lei ha parlato di cura in più ambiti. Abbiamo riflettuto su 3 aspetti principali, quello della denatalità, quello dell'invecchiamento della popolazione, ma anche la difficoltà a trovare lavoratori. Ecco, in questo scenario così complesso, come possiamo ridare speranza alla società italiana e ai giovani anche in ottica futura? Diciamo che ridare speranza rispetto alle situazioni che lei ha menzionato, che sono tutte indicative di problemi strutturali. Allora, quello che occorre non è trovare un toccasana, perché tanto non esiste. Quello che occorre è dare la credibile impressione, sensazione a tutti che si stia cambiando strada, che si scelgano strategie di supporto alla famiglia, non bonus che servono un anno e che l'anno prossimo dovranno essere rifinanziati, non politiche di breve termine che possono ridurre l'età di pensionamento per un anno ma non risolvono i problemi demografici che sono alla base della crisi del nostro sistema previdenziale, non dare un'occasione di lavoro ma possibilmente un lavoro più stabile. Quindi quello che credo sia necessario recuperare è una visione di medio termine e misure che consentano alle persone di credere che abbiamo imboccato una strada diversa, anziché la politica miope dell'oggi e dei piccoli interventi che servono solo a tamponare ma non a ricostruire, ciò di cui invece abbiamo bisogno. Una battuta finale, lei ha chiuso il suo intervento parlando delle scuole. Io credo che la scuola sia la parte più importante sulla quale noi dobbiamo investire, la scuola e la società, perché la scuola che prepara persone forti, persone resilienti, persone preparate, persone che sanno vivere nella società, contribuire alla società, al benessere sociale, non possono che venire dalla scuola e dalla famiglia insieme. Quindi ci vuole effettivamente un ripensamento della scuola che renda la scuola stessa del merito sì, ma anche delle opportunità, e le opportunità devono esserci per tutti.